Arranca il partito, buon pomeriggio dal Pala Marchetti di Rovereto, dove per la quinta giornata del girone di ritorno della Serie 2 Elite girone A sono in campo le formazioni appaiate nel quarto posto della classifica, ovvero sia l'Olimpia Rovereto a sinistra dei vostri teleschermi, maglia rosso-blu, e l'LD in completo giallo con bordi neri, che ovviamente è alla destra dei vostri teleschermi. Diamo subito le formazioni che scendono in campo, cominciando dalla formazione dell'LD, che schiera col numero 2 Belsito, 6 Sandri, 8 Castelli, 10 Uanea, 11 Cerbone, 14 Vincenti, 17 Dos Santos, 21 Novo, 27 Lamberti, 39 Sorbo, 72 Scavino, col 30 Lorenzo Garofano. Allenatore è Belsito, che fa anche il giocatore ovviamente. L'Olimpia Rovereto risponde col numero 6 Tiago, 7 Mufakir, 10 Raffigna, 11 Hakimi, 14 Bazzanella, 17 Onzacca, 23 Cristel, 28 Simoncelli, 67 Vivian, 75 Fasanelli. I portieri sono il numero 16 Leonardo Ceschini, col 13 Danilo Veronesi con mister Giuseppe Saiani. Direzione di gara affidata alla coppia Mauro Bontorin di Bassano del Grappa e Diego Mitri di Albano Laziale. Il cronometro è sotto la cura di Ignazio Crescenti di Vicenza. Foto di rito, intanto subito diamo un'occhiata al quintetto schierato dalla formazione ospite, con ovviamente il bomber Cerbone col numero 11, poi Nicolo Sandri col numero 6, Oanea col 10, poi col 14 Vincenti, e in porta c'è Lamberti col numero 27. Dalla parte opposta Ceschini tra i pali, poi abbiamo Cristel col numero 23, e quindi a completare il quintetto Bazzanella col 14, Hakimi con l'11 e Raffigna col 10. Questi due quintetti schierati dai due allenatori. Buon divertimento naturalmente per questa partita, che si preannuncia ovviamente molto bella, anche perché insomma sono due squadre che stanno ai piedi del podio e quindi sono in piena lotta per la zona playoff. Rueda la pelota al Pala Marchetti con l'Olimpia Rovereto ad aprire le danze. La palla è per Hakimi, indirizzato il pallone a Bazzanella, poi però recupera in ripiegamento il giocatore della formazione ospite Vincenti, che ora riceve, scambia con Sandri. Sandri appoggia ancora a capitano Oanea, passaggio ancora laterale per Vincenti, poi ancora Oanea, direzione di Cerbone, viene avanti Cerbone, controllato a vista da Cristel, poi di nuovo Oanea attaccato dall'altro numero 10 Raffigna. Palla però termina al portiere Lamberti. Riparte ora la formazione ospite con Cerbone, la parallela buona per Sandri. Sandri prova il tiro, trova però la respinta di Raffigna. Rimessa laterale per il team ospite con Cerbone, che ha dato ad Oanea e quindi a Vincenti. Ancora il capitano della formazione ospite, che serve il numero 14, poi Sandri che cercava un passaggio per Cerbone, palla però troppo arretrata per il numero 11 e quindi rimesso laterale a favore dell'Olimpia, di cui va ad incaricarsi Hakimi. Palla per Raffigna, Raffigna largo per Bazzanella, poi ancora Hakimi, viene avanti sulla sinistra, il passaggio in direzione ancora di Raffigna, lo scambio al sinistro da parte di Hakimi, viene chiamata una deviazione, la deviazione vediamo un po', no, non c'è, la rimessa laterale è per la compagine dell'LD, già effettuata dal capitano Oanea, indirizzando il pallone per Sandri e quindi da questi a Vincenti. Viene avanti Vincenti, poi tocca ancora all'indietro per il compagno di squadra Sandri, quindi Oanea fa girare palla all'LD, ancora lo scambio Vincenti-Oanea, Oanea che poi dalla palla a Sandri e quindi ancora Vincenti, prova ad alzare il pressing l'Olimpia, poi c'è l'intervento di Hakimi, chiuso però dal numero 10 della formazione dell'LD, Oanea, che ha messo la palla in fallo laterale. Rimessa è quindi per l'Olimpia, che va a effettuare Cristel. Movimento dietro per Hakimi, poi Bazzanella che controlla,
attaccato da Sandri, di nuovo indietro per Hakimi che apre a Rafinha, viene avanti Rafinha, supera la mediana del campo, punta l'avversario Rafinha tocca per Bazzanella, tiro perfetto all'incrocio dei pali e dopo 1 minuto e 52 l'Olimpia passa in vantaggio col siluro di Bazzanella. Olimpia quindi che passa avanti con questo gran gol di Bazzanella ed ora la reazione ovviamente della formazione piemontese col tentativo di Onea chiuso da Rafinha che ha fatto l'ennesimo assist in questa stagione. Intanto Onea dietro per Sandri, palla ancora per Vincenti, lo scambio, pallone che torna al numero 14 che è chiuso poi da Hakimi, riesce anche a far rimbalzare il pallone sull'avversario. Sarà rimessa quindi per il team di casa con Christel. Ricordiamo che entrambe le formazioni sono reduci dal secondo turno di Coppa Italia della Serie A2 Elite contro il Mestre Fenice. Attenzione intanto a Cerbone che tocca per Vincenti, attaccato da Rafinha, commette fallo Rafinha, primo fallo del match, calcio di punizione per la formazione in giallo. Dicevamo appunto della Coppa Italia che martedì ha visto la sconfitta della formazione dell'LD sul campo al Mestre Fenice, mentre l'Olimpia Rovereto ha espugnato Maser battendo 4-0 Altramarca e guadagnando al primo anno di A2 Elite l'accesso alla Final Four che si terrà il 21 e il 22 marzo a Iesi. Torniamo alla nostra partita, dopo 2 minuti e 31 arriva questo calcio di punizione a favore dell'LD. Attenzione ovviamente a Cerbone, c'è anche il compagno Vincenti, vediamo Cerbone, la palla che taglia tutta l'area, esce però sul fondo, la rimessa affidata a Ceschini che causa l'assenza di Frisenna è ancora una volta il capitano della formazione dell'Olimpia. Tanto Bazzanella appoggia largo per Christel, a spazio Christel che prova di nuovo a cercare Bazzanella, anticipato, poi l'attacco di Bazzanella, falloso per il direttore di gara, secondo fallo dell'Olimpia. Mentre in campo entrano Dos Santos col numero 17 e Scavino col 72 per la formazione dell'LD. Si ripartirà quindi col calcio di punizione a favore della formazione ospite che Scavino appoggia sulla sinistra a Sandri che poi la dà a Dos Santos, ancora a Sandri che scambia con Scavino, attaccato da Hakimi, palla per Dos Santos, a sua volta attaccato prima da Rafinha e poi da Hakimi, mantiene il pallone Dos Santos, il tocco laterale per Scavino, lancia in avanti, intercetta Christel, poi Rafinha, le finta di Rafinha, l'assist per Bazzanella, uscita di Lamberti, poi Bazzanella cerca Hakimi ma chiude la difesa giallonera, mi sembra con Sandri che è stato, o Scavino, uno dei due comunque è riuscito a anticipare. Intanto attenzione a Cerbone e Christel, poi arriva a rimorchio Sandri mentre i due giocatori andavano a terra, il pallone è finito in calcio d'angolo, quindi occasione subito da una parte e dall'altra. Battuto il corner, tocco all'indietro, attenzione a Dos Santos, col sinistro Dos Santos, c'è ancora una deviazione, altro corner. Sale la pressione della formazione dell'LD che deve recuperare la rete dopo nemmeno 2 minuti di Bazzanella. Intanto va la battuta Dos Santos, attenzione al movimento di Sandri, palla però indietro per Scavino, poi il tocco per Cerbone, chiuso, poi Ceschini che chiama la palla e la serve direttamente a sinistra per Hakimi, poi Christel, palla scodellata per Bazzanella, bello lo scambio
va via Cristel a sinistra, Matteo Cristel a 3,58 esattamente, poco più di 2 minuti dopo la rete di Bazzanella. Questa volta Bazzanella ha fornito l'assist della triangolazione, si è chiusa con la rete di Matteo Cristel per il 2-0. In campo Simoncelli e Mufakir per Hakimi e Bazzanella. Riparte la formazione dell'LD, vediamo Sandri, tocco laterale per Scavino, parallela a cercare Cerbone, poi c'è anche Thiago in campo, abbiamo visto adesso, di nuovo Dos Santos contro Rafinha, duello fra fini dicitori del futsal. Intanto chiude ancora Mufakir, anzi a prima volta chiude ancora Olimpia con Mufakir, numero di Rafinha su Sandri, tocco per Mufakir, poi c'è un incrocio con Dos Santos, si riparte con Lamberti che serve lo stesso numero 17, pallone largo, troppo largo però per il compagno di squadra Sandri, rimessa per l'Olimpia in fase d'attacco quando sono trascorsi 4 minuti e 39 del primo tempo. Olimpia avanti 2-0, le reti di Bazzanella e Cristel. Rafinha punta l'avversario Scavino, ancora Rafinha cerca di superarlo, poi tenta il sinistro, respinge Lamberti, pallone che arriva direttamente a Ceschini, lancia lungo a cercare Simoncelli, colpo di testa però non ci sono compagni in mezzo, quindi può recuperare la difesa giallonera che riparta col pallone tra i piedi. Il passaggio di Sandri a Dos Santos, palla larga, Scavino, duello con Rafinha, l'ultimo tocco è del giocatore dell'LD, attenzione, passaggio di Rafinha intercettato, riparte Dos Santos, li piomba dietro Simoncelli, Dos Santos lo evita, poi serve Cerbone che centra dal limite dell'area, palla bloccata da Ceschini che trova Mufakir libero sulla destra, Mufakir ancora palla larga per Rafinha, lo scambio, poi intanto c'è un nuovo ingresso anche nel file con Novo, un gioco di parole, quindi numero 21 della formazione dell'LD. Intanto il lancio di Thiago a cercare Mufakir, proprio Novo ad anticiparlo, Dos Santos verso Scavino, ancora il pallone per Dos Santos tocca in mezzo Scavino, attenzione Cerbone, Scavino chiude Rafinha, palla rimbalza fra Simoncelli e Novo, alla meglio di forza Simoncelli però tocca troppo leggero, rientra e riguadagna il pallone la formazione giallonera con Scavino, poi palla per Dos Santos che ha ricevuto da Novo, viene avanti Dos Santos, serve Scavino di tacco, ancora Dos Santos attaccato da Mufakir, palla indietro per Scavino, poi Novo contro Thiago, va via Thiago però riesce a saltare l'avversario, arriva Mufakir a sinistra, poi però Thiago non riesce a passare al compagno anche perché si è un po' incrociato col piede di Novo, la palla è uscita in fallo laterale. Chiedo scusa. Ripartono i gialloneri con lo scambio Cerbone e Scavino. Dos Santos ancora per Cerbone su cui cambiano le marcature, intercetta Rafinha, la palla però finisce in calcio d'angolo, mentre Rafinha dà indicazioni a Thiago di tornare a marcare uno dei pericoli della squadra avversaria, ovvero sia il bomber Cerbone. Tanto calcio d'angolo, attenzione a Dos Santos che è libero, prova la conclusione, non lo fa passare Mufakir, rimessa per la formazione dell'Olimpia, mentre si sta riempiendo anche oggi il Palamarchetti. In campo intanto Vincenti di nuovo per la formazione giallonera, proprio al posto di Cerbone. Attenzione al passaggio centrale e il gol di Novo che trova il buco in mezzo all'area e nell'angolino batte Ceschini dopo 7 minuti e 8 secondi. (2-1) il punteggio, quindi riduce le distanze la formazione dell'LD con la rete firmata da Novo. In campo c'è Onzacca,
anticipato Simoncelli da Scavina. La rimessa è per l'Olimpia con Mufakir ad effettuarla. Tocco all'indietro per Onzaka, poi Tiago ancora per Mufakir, alza la pressione la formazione giallonera, pallone ben dosato da Ceschini per Onzaka trova la punta del piede di Scavino però a chiudergli la traiettoria e sarà calcio d'angolo per l'Olimpia. Calcio d'angolo che va a battere Onzaka. Attenzione il sinistro deviato, Simoncelli, palla rimpalla tra lui e Vincenti, l'ultimo tocco del numero 14, rimessa per l'Olimpia che va a effettuare Tiago con 7 minuti e 40 già trascorsi, 2-1 il punteggio per l'Olimpia. La rimessa di Tiago che prova addirittura a tirare verso la porta, non si fa sorprendere però Lamberti che ha già segnato il pallone al compagno di squadra Scavino. Attenzione a Tiago che ha recuperato palla, poi Onzaka, si propone Tiago a destra, palla in mezzo, rimpalli e poi la palla che esce con il controllo giallo-nero. Vincenti dietro a Dos Santos, duello brasiliano con Tiago, alla meglio Dos Santos, si aggrappa Tiago, si prosegue però per l'arbitro, Dos Santos dietro per Scavino, poi pallone di nuovo ancora per Dos Santos, pallone in mezzo, recupera Tiago che poi serve Mufakir la dà indietro quando Onzaka avanza e quindi calcio d'angolo per la formazione dell'LD, mentre ramanzina per Dos Santos da parte del primo arbitro Bontorin. Dos Santos si era un po' arrabbiato in precedenza. Calcio d'angolo, tocco all'indietro ancora per Dos Santos, poi Vincenti di nuovo per il proprio compagno numero 17, scambio di prova ad imbucare, attenzione a Cerbone, pericoloso, la palla esce di poco vicino al palo alla sinistra di Ceschini. Cerbone che nel ruolo di pivot è sicuramente tra quelli visti uno dei migliori della categoria. Il passaggio di Hakimi, poi Onzaka riceve da Mufakir, scambio fra i due, tocco ancora per Hakimi, pallone in profondità, non riesce ad agganciarlo Onzaka, la palla esce in fallo laterale con la rimessa per l'LD che va a effettuare con Vincenti. Il tocco in mezzo per Sandri, rientrato in campo al posto dell'autore del gol nuovo. Viene avanti Vincenti, poi torna indietro, serve ancora Sandri, largo per Dos Santos, palla in mezzo ancora per Vincenti, poi Cerbone attaccato, supera Tiago, Cerbone, palla che attraversa tutta l'area. C'è stata anche una deviazione perché la rimessa è stata assegnata alla formazione dell'LD quando ci stiamo avvicinando al secondo quarto di gara. Zona Vincenti, sempre lo scambio con Cerbone, palla in mezzo, anzi larga, è stata un'illusione ottica, la rimessa è per l'Olimpia, formazione ospite che naturalmente ha preso coraggio dopo aver dimezzato le distanze col Novo. Attenzione intanto a Ceschini che allontana il pallone mandandolo però fuori. Lamberti serve subito Dos Santos, viene avanti Dos Santos, il tocco per Cerbone ancora all'indietro, questa volta però non si intende con Dos Santos, la rimessa affidata a Mufakir, pronto a rientrare Cristel, palla per Hakimi contro Vincenti, torna indietro Hakimi, di nuovo il pallone per Tiago, scambia ancora Hakimi con Mufakir, Tiago controllo un po' difficoltoso, poi riesce a recuperare con Ceschini, ancora Tiago, palla intercettata da Sandri che ha anticipato Onzaka, attenzione al destro di Sandri, la palla esce. Ricordiamo nell'Olimpia l'assenza di Gastaldello che è stato colpito poco prima della partita dallo stato febbrile, quindi ha dovuto dare forfait. Fuori anche Capitan Frisenna che anche lui ha avuto problemi con la febbre, mentre è stato recuperato proprio in extremis Hakimi per la formazione di Sajani.
Attenzione ancora a Dos Santos, tocco all'indietro per Cerbone, chiuso da Mufakir, di nuovo rimessa per la formazione ospite che ha un po' preso in mano il pallino del gioco in questi ultimi minuti. Siamo entrati da 16 secondi nella seconda metà del primo tempo. Attenzione ancora al passaggio in avanti, va giù Cerbone, tocco indietro di Thiago, poi Mufakir trova Hakimi, viene a rimorchio Thiago a destra, riceve Thiago sotto la traversa, contropiede ancora micidiale dell'Olimpia che torna a +2 dopo 10 minuti e 33, il gol di Thiago su assist di Hakimi. C'è il time out richiesto dalla panchina giallonera, ci fermiamo anche noi. Diamo anche i risultati delle partite giocate fra ieri e questo pomeriggio. Ieri il Futsal Cesena, trascinato da Gardelli, ha vinto 5-2 con Lecco. Oggi Mestre Fenice ha confermato la leadership della classifica, superando tennisticamente 6-2 in trasferta al Sainz Milano, mentre a Pordenone il CDM Futsal sta vincendo 2-1 in casa della formazione friulana, che era passata in vantaggio. Tanto squadre tornate in campo dopo il 3-1 firmato da Thiago. Attenzione però all'LD che si porta in avanti con Dos Santos, palla rimpallata su Mufakir, tocco ancora all'indietro, poi Sandri cerca un compagno, la palla però termina a fondo campo, controllata da Cristel. Il rilancio di Ceschini a cercare Onzaka prova a controllare il pallone, lo mantiene in campo e guadagna anche la rimessa, nonostante le proteste di Sandri che ha indicato che il pallone era uscito a fondo campo. Sarà quindi rimessa per l'Olimpia affidata ad Hakimi. Attenzione a Mufakir, lo scambio, poi palla larga per Cristel, ancora Hakimi di sinistro per Onzaka, non si chiude il triangolo per l'anticipo di Cerbone, poi Lamberti, Onzaka che va a disturbare Sandri e guadagna la rimessa la formazione dell'LD, di cui va a effettuarla Dos Santos, che ha cambiato posizione, si è spostato a destra, è rientrato anche il capitano Anea che ha servito il pallone a Sandri, ancora Anea per Dos Santos controllato da Hakimi, serve Cerbone, poi ancora Oanea, palla recuperata, attenzione Mufakir, Lamberti dice di no, occasione, palla che rimane ancora all'Olimpia e poi non riesce Hakimi a saltare Lamberti che gli mette la palla in angolo, anzi no, la palla era uscita. LD che prova ancora a venire avanti con Cerbone, lo chiude Cristel, palla esce in fallo laterale, scontro fra Oanea e Cristel, Oanea che però si rialza, poi lascia anche il campo con il rientro di Scavino e per la prima volta c'è Sorbo col numero 39 nelle file giallonere. Dos Santos, palla ancora dietro, lo scambio con Scavino, attaccato Dos Santos da Cristel, fischia l'arbitro, terzo fallo dell'Olimpia. Non è stato fischiata la ripresa del gioco, quindi si deve ripartire
con la punizione affidata a Dos Santos, che è anche il giocatore che ha subito il fallo. 3 falli intanto per l'Olimpia. Scambio Scavino-Sandri, poi passaggio in avanti per Sorbo, lo scambio con Dos Santos che trova in parallela Sandri, arriva Mufakir, mantiene la palla Sandri, poi la recupera Rafinha, va via Rafinha, palla per Onzaka, dietro per Christel ancora Mufakir, poi di nuovo Rafinha, tocco per Christel. Attenzione, intanto si prosegue, pallone è uscito in fallo laterale, proteste da una parte e dall'altra, gli arbitri preferiscono lasciar giocare, mentre il direttore di gara redarguisce Mr. Sayani, che aveva protestato sul contatto precedente. È rientrato intanto Vincenti, tocco all'indietro di Scavino per Dos Santos, poi Sorbo, ancora Dos Santos a cercare proprio Vincenti, la chiusura di Christel, attenzione Sorbo, Ceschini e poi fallo da dietro di Vincenti che viene ammonito, primo fallo dell'LD. Si è un po' innervosita la partita in questi ultimi minuti. Tanto è arrivato il giallo per Vincenti. Si ripartirà col calcio di punizione. Mufakir, tocco di Rafinha in avanti, poi Bazzanella che ha aperto le marcature oggi con un grandissimo gol di sinistro. Mufakir dietro per Rafinha, attenzione a Christel che si incentra, palla recuperata, poi rimpallata, riceve ancora Rafinha dietro, Christel chiuso da Scavino, sarà rimessa per l'Olimpia, attenzione alla palla in mezzo, Bazzanella ci prova ancora, trova però Dos Santos piazzato davanti alla porta, ancora un passaggio di Rafinha che poi però chiude un triangolo con l'avversario, il numero di Rafinha, tocco di Christel, poi Mufakir, Lamberti allunga il piede e mette in fallo laterale dopo l'ovazione per il numero di Rafinha da parte del pubblico del Palamarchetti. Ancora Rafinha in mezzo, Bazzanella deviata da Dos Santos, 4-1 dell'Olimpia, gol comunque di Bazzanella dopo 13:51. Attenzione perché fa il portiere di movimento, la formazione ospite con Sandri, entrato in campo Thiago, fa girare palla ora la formazione giallonera, attenzione Oanea, Dos Santos, ancora Oanea, passaggio per Cerbone, poi di nuovo Dos Santos, alla in mezzo, attenzione a Cerbone, chiuso da Thiago, poi un po' di mischia, prova Bazzanella, Sandri, poi ancora Dos Santos, parallela, attenzione a palla in mezzo, Ceschini, passaggio per Rafinha, un controllo che gli scappa via, poi ancora Cerbone, chiuso da Bazzanella, palla in fallo laterale, Bazzanella, tocco all'indietro, Nuanea scambia ancora con Sandri, ancora Sandri, di nuovo il capitano dell'LD, attenzione a Onea, poi Dos Santos, ancora movimenti orizzontali, Onea, poi tocco lì dietro di Vincenti, attenzione, passaggio Vincenti, riesce a infilare lo stesso angolino di nuovo precedenza, di mezzo alle distanze la formazione ospite. Dopo 15:08 Vincenti segna il 4-2.
Si riparte con Thiago che ha ricevuto da Rafinha, ancora lo scambio, poi Christel si avvicina a Hakimi, Hakimi si accentra, attaccato da Dos Santos, palla indietro, Ceschini per Rafinha, Rafinha trova Hakimi, bel passaggio, Thiago Lamberti riesce a dire di no con una gran parata e poi calcio d'angolo per l'Olimpia. Olimpia che mantiene ora il possesso palla, Hakimi che scambia con Rafinha, ancora Rafinha, Rafinha di tacco, poi però anticipa Hakimi Dos Santos, riparte Cerbone, palla recuperata da Thiago, si gioca senza soluzione di continuità da una parte all'altra, con Hakimi che tocca ancora per Christel, poi Rafinha, di nuovo Christel, passaggio ancora per Rafinha, a scavalcare esce Lamberti, palla per Dos Santos, di nuovo Oanea, poi Vincenti che lascia il campo a Novo, che sono stati i due autori del gol della formazione dell'LD. Attenzione intanto a Cerbone, viene aiutato da Novo, la palla però arriva da Hakimi, Hakimi attaccato, gli ruba palla a Novo, Dos Santos che si punta sulla sinistra, la palla poi con Ceschini che rilancia in avanti, intanto è rimasto a terra Cerbone. Si rialza Cerbone. Si ripartirà con lo scodellamento della palla, quindi al portiere Lamberti. Attenzione perché torna il quinto di movimento, prova ad alzare la pressione l'Olimpia, fa bene Rafinha perché non riesce poi Scavino ad impostare l'azione, deve rientrare quindi tra i pali Lamberti. Mufakir, tacco di Hakimi, chiude Dos Santos, recupera palla Mufakir, cerca di riprendere Dos Santos, ancora Mufakir, il dribbling e poi chiude Scavino in calcio d'angolo. Pubblico che apprezza le giocate, 2:42 ancora da giocare, 4-2 il punteggio a favore dell'Olimpia, partita che rimane sempre in bilico. Tocco all'indietro per Hakimi, prova col destro, ribatte Dos Santos in fallo laterale. Time out richiesto da Sajani, ci fermiamo. Torniamo tra poco in campo, è stato dato il penultimo fischio. Intanto è finita la partita anche a Pordenone con la vittoria del lanciatissimo CDM Futsal 2-1 sul campo della formazione friulana, mentre sono iniziate anche le altre partite finora senza gol, se non sono stati almeno segnati, poi vedremo se è vero o no. Si riparte con la rimessa per l'Olimpia, avanti 4-2 con 2 minuti e 38 da giocare in questo bellissimo primo tempo. Hakimi che prova ad andare via a Novo, Hakimi ancora, Hakimi, deviazione doppia, prima di Scavino poi di Lamberti, calcio d'angolo per l'Olimpia. E Thiago che va a effettuare la battuta. Attenzione Hakimi, bolide
del numero 11 rossoblu, che però sorvola la traversa. Si ripartirà quindi con la rimessa di Lamberti. Sembra che passaggio intanto per Scavino, stavo guardando, attenzione al bel passaggio, chiude però Thiago su Novo, riparte Hakimi per Rafinha attaccato, palla in fallo laterale, rimessa per l'Olimpia, minuti che scorrono poco in questo finale. Ancora Rafinha, poi Mufakir ancora per il numero 10 Rafinha, poi Thiago, scambio ancora, la finta di Rafinha controllato da Novo, tocco largo per Thiago, poi Rafinha che serve Mufakir, lancio di Mufakir quasi col goniometro, la palla però non viene catturata da Rafinha. Dentro di nuovo Sandri come quinto di movimento, ovviamente dentro anche Oanea per Novo, il lancio subito lungo però sbagliato dal capitano, che poi si lamenta con i compagni, Lamberti, quindi che deve fare le navette, torna in campo. Attenzione ad Hakimi, controllato da Vincenti, poi Mufakir impalla su Cerbone, rimessa laterale per l'Olimpia Rovereto con 103 secondi da giocare ancora in questo primo tempo. Rimessa di Thiago dietro per Hakimi, lancia in avanti a cercare Rafinha, l'anticipo di Onea, recupera Mufakir, poi servito Thiago, ancora Rafinha, rimpallo vinto su Onea, la palla è per Mufakir, non affonda l'Olimpia, preferisce tener palla, Hakimi per Mufakir, duello vinto da Vincenti, poi Cerbone che viene avanti, a un varco Cerbone, tutto si prosegue. Tocco all'indietro, poi scambio ancora Hakimi che viene chiuso a sua volta da Cerbone, palla per Dos Santos, torna in campo Sandri per Lamberti, Dos Santos largo per Cerbone in mezzo, Ceschini in due tempi, poi prova addirittura la conclusione e però esce al di là dell'incrocio dei pali. Palla ancora per Dos Santos, alza la pressione Olimpia, Dos Santos però riesce a liberarsi di Hakimi, attenzione ancora a Dos Santos, attaccato ora da Rafinha, poi palla larga per Vincenti, palla per Dos Santos, trova spazio l'LD, attenzione a Cerbone per Sandri, miracolo di Ceschini, attenzione però perché c'è ancora la formazione dell'LD che non demorde, Cerbone per Sandri, poi ancora un passaggio, Thiago mette la punta del piede. Ultima azione per la formazione giallonera, attenzione a Onea che trova libero Vincenti, palla respinta da Ceschini con una parte del corpo che naturalmente non è tanto felice di aver ricevuto la pallonata. Ci sono ancora 4 secondi da giocare. Tanto torna Lamberti in porta, mentre vediamo se riesce a recuperare Ceschini. Sembra di sì. Si è immolato Ceschini per chiudere sull'attaccante avversario. Attenzione a Cerbone, tocco dietro per Dos Santos, tiro di Dos Santos, Ceschini. Aveva perso la palla, però poi è arrivata la sirena finale con l'assalto della formazione dell'LD. Olimpia che però chiude il primo tempo in vantaggio 4-2 con la doppietta di Bazzanella e le reti di Cristel e Thiago dalla parte opposta, Novo e Vincenti gli autori dell'LD. 4-2 dopo i primi 20 minuti sicuramente divertenti. Ci sentiamo più tardi per la ripresa. Sul la mediana del campo, punta l'avversario Rafinha tocca per Bazzanella, tiro perfetto, Sandri che è stato o Scavino, uno dei due comunque è riuscito a
anticipare, intanto attenzione a Cerbone e Christel, poi arriva a rimorchio, scodellata per Bazzanella, bello lo scambio, va via Christel a sinistra, Matteo Christel, pallone era proprio al posto di Cerbone. Attenzione al passaggio centrale e il gol di Novo che trova il buco dietro di Tiago, poi Mufakir trova Kimi, viene a rimorchio Tiago a destra, riceve Tiago sotto la traversa, numero di Rafinha, tocco di Christel, poi Mufakir, Lamberti allunga il piede e mette in fallo laterale per il numero di Rafinha da parte del pubblico del Palamarchetti. Ancora Rafinha in mezzo, Bazzanella orizzontali, Oanea, poi tocco lì dietro di Vincenti, attenzione, il passaggio Vincenti riesce a infilare il supera la mediana del campo, punta l'avversario Rafinha, Rafinha tocca per Bazzanella, tiro perfetto, Sandri che è stato o Scavino, uno dei due comunque è riuscito a anticipare, intanto attenzione a Cerbone e Christel, poi arriva a rimorchio, scodellata per Bazzanella, bello lo scambio, va via Christel a sinistra, Matteo Christel, pallone era proprio al posto di Cerbone. Attenzione al passaggio centrale e il gol di Novo che trova il buco dietro di Tiago, poi Mufakir trova Kimi, viene a rimorchio Tiago a destra, riceve Tiago sotto la traversa, numero di Rafinha, tocco di Christel, poi Mufakir, Lamberti allunga il piede e mette in fallo laterale per il numero di Rafinha da parte del pubblico del Palamarchetti. Ancora Rafinha in mezzo, Bazzanella orizzontali, Oanea, poi tocco lì dietro di Vincenti, attenzione, il passaggio Vincenti riesce a infilare il supera la mediana del campo, punta l'avversario Rafinha, Rafinha tocca per Bazzanella, tiro perfetto, Sandri che è stato o Scavino, uno dei due comunque è riuscito a anticipare, intanto attenzione a Cerbone e Christel, poi arriva a rimorchio, scodellata per Bazzanella, bello lo scambio, va via Christel a sinistra, Matteo Christel, pallone era proprio al posto di Cerbone. Attenzione al passaggio centrale e il gol di Novo che trova il buco dietro di Tiago, poi Mufakir trova Kimi, viene a rimorchio Tiago a destra, riceve Tiago sotto la traversa, numero di Rafinha, tocco di Christel, poi Mufakir, Lamberti allunga il piede e mette in fallo laterale per il numero di Rafinha da parte del pubblico del Palamarchetti. Ancora Rafinha in mezzo, Bazzanella orizzontali, Oanea, poi tocco lì dietro di Vincenti, attenzione, il passaggio Vincenti riesce a infilare il supera la mediana del campo, punta l'avversario Rafinha, Rafinha tocca per Bazzanella, tiro perfetto, Sandri che è stato o Scavino, uno dei due comunque è riuscito a anticipare, intanto attenzione a Cerbone e Christel, poi arriva a rimorchio, scodellata per Bazzanella, bello lo scambio, va via Christel a sinistra, Matteo Christel, pallone era proprio al posto di Cerbone. Attenzione al passaggio centrale e il gol di Novo che trova il buco dietro di Tiago, poi Mufakir trova Kimi, viene a rimorchio Tiago a destra, riceve Tiago sotto la traversa, numero di Rafinha, tocco di Christel, poi Mufakir, Lamberti allunga il piede e mette in fallo laterale per il numero di Rafinha da parte del pubblico del Palamarchetti. Ancora Rafinha in mezzo, Bazzanella orizzontali, Oanea, poi tocco lì dietro di Vincenti, attenzione, il passaggio Vincenti riesce a infilare il supera la mediana del campo, punta l'avversario Rafinha, Rafinha tocca per Bazzanella, tiro perfetto, Sandri che è stato o Scavino, uno dei due comunque è riuscito a anticipare, intanto attenzione a Cerbone e Christel, poi arriva a rimorchio, scodellata per Bazzanella, bello lo scambio, va via Christel a sinistra, Matteo
Cristiano, pallonera proprio al posto di Cerbone. Attenzione al passaggio centrale e il gol di Novo che trova il buco dietro di Thiago, poi Mufakir trova Hakimi, viene a rimorchio Thiago a destra, riceve Thiago sotto la traversa, numero di Rafinha, tocco di Christel, poi Mufakir, Lamberti allunga il piede e mette in fallo laterale per il numero di Rafinha da parte del pubblico del Palamarchetti. Ancora Rafinha in mezzo, Bazzanella orizzontali, Oanea, poi tocco lì dietro di Vincenti, attenzione, passaggio Vincenti, riesce a infilare supera la mediana del campo, punta l'avversario Rafinha, Rafinha tocca per Bazzanella, tiro perfetto, Sandri che è stato o Scavino, uno dei due comunque è riuscito a anticipare. Intanto attenzione a Cerbone e Christel, poi arriva a rimorchio, scodellata per Bazzanella, bello lo scambio, va via Christel a sinistra, Matteo Christel, pallonera proprio al posto di Cerbone. Attenzione al passaggio centrale e il gol di Novo che trova il buco dietro di Thiago, poi Mufakir trova Hakimi, viene a rimorchio Thiago a destra, riceve Thiago sotto la traversa, numero di Rafinha, tocco di Christel, poi Mufakir, Lamberti allunga il piede e mette in fallo laterale per il numero di Rafinha da parte del pubblico del Palamarchetti. Ancora Rafinha in mezzo, Bazzanella orizzontali, Oanea, poi tocco lì dietro di Vincenti, attenzione, passaggio Vincenti, riesce a infilare supera la mediana del campo, punta l'avversario Rafinha, Rafinha tocca per Bazzanella, tiro perfetto, Sandri che è stato o Scavino, uno dei due comunque è riuscito a anticipare. Intanto attenzione a Cerbone e Christel, poi arriva a rimorchio, scodellata per Bazzanella, bello lo scambio, va via Christel a sinistra, Matteo Christel, pallonera proprio al posto di Cerbone. Attenzione al passaggio centrale e il gol di Novo che trova il buco dietro di Thiago, poi Mufakir trova Hakimi, viene a rimorchio Thiago a destra, riceve Thiago sotto la traversa, numero di Rafinha, tocco di Christel, poi Mufakir, Lamberti allunga il piede e mette in fallo laterale. Bentrovati al Palamarchetti di Rovereto, dove sta per iniziare il secondo tempo di questo match valevole come quinto turno del girone di ritorno della Serie A2 Elite, girone A. In campo le formazioni di Olimpia Rovereto, ora alla destra dei vostri teleschermi, e l'LD in maglia giallonera alla sinistra dei vostri teleschermi. Primo tempo terminato con la formazione di Casa e Olimpia avanti 4-2. La doppietta di Bazzanella e i gol di Christel e Thiago contro le reti di Novo e Vincenti per la formazione giallonera. È stata una partita molto equilibrata comunque e che terrà viva l'attenzione per il migliaio di spettatori che anche oggi è arrivato al Palamarchetti fino alla fine. Ultimi controlli per le panchine. Rueda di nuovo la pelota con la formazione dell'LD ad avviare il secondo tempo. Per il momento non c'è in campo il quinto di movimento come in quasi tutto il finale di gara. Tanto Novo chiuso da Rafinha, poi Thiago, ancora Novo va a vincere il rimpallo con Thiago,
poi palla per Sandri, il dribbling di Sandri, tentativo respinto da Onzaka 2 volte, pallone che esce in fallo laterale, rimessa giallo-nera affidata a Dos Santos. Attenzione all'incrocio, palla che arriva dietro a Sandri, ci prova dalla lunga distanza, respinge il pari numero Thiago, palla che arriva a Lamberti, ancora per Sandri, Sandri d'esterno per Cerbone, attaccato da Christel, fallo di Christel, dice l'arbitro, primo del secondo tempo per l'Olimpia. Nuovo Dos Santos. Palla profondità ancora per Cerbone che cerca di liberarsi, pallone recuperato da Christel, attenzione al contropiede con Rafinha che tocca per Onzaka, contropiede ancora micidiale per la formazione di casa, 56 secondi. (5-2) risultato, quindi, con Cerbone che si lamenta col direttore di gara. Si riparte, quindi vediamo se la panchina giallonera proverà di nuovo il portiere di movimento. Per il momento no, intanto Nuovo tocca all'indietro per Sandri, Sandri di nuovo largo per il numero 21, intercettato il passaggio da Rafinha, Rafinha che torna indietro, attenzione però a Nuovo, riesce per un attimo a recuperare palla, lungo il passaggio di Ceschini, non riesce ad agganciarlo Onzaka. Riparte la formazione ospite con lo scambio Dos Santos Lamberti, Dos Santos che poi affida il pallone a Nuovo, Nuovo punta Thiago, riesce a saltarlo, passaggio indirizzato verso Cerbone, la palla non arriva anche per il disturbo di Christel. Si ripartirà quindi con la rimessa di Rafinha per l'Olimpia, riceve palla Ceschini, poi Thiago, palla ancora per Rafinha a cercare Onzaka, palla però questa volta esce in fallo laterale, sarà rimessa giallonera affidata a Dos Santos, lo scambio con Sandri, di nuovo Dos Santos contro Rafinha, pallone ancora per Sandri che punta Onzaka, chiude Christel che è anche l'ultimo a toccare, no anzi no, l'ultimo a toccare è stato Sandri, è stato un rimpallo che è proprio nella zona di fronte a noi, ma siamo riusciti a vedere l'ultimo che aveva toccato. Comunque rimessa per l'Olimpia, pallone in avanti per Onzaka che finisce giù, ma c'è solo la rimessa per l'Olimpia, la rimessa per Rafinha, tocco all'indietro per Christel, Christel Thiago, ancora Christel, lo scambio, passaggio all'indietro per Ceschini, Ceschini controlla i compagni, poi cerca Onzaka, pallone un po' troppo potente per il numero 17 e sarà rimessa per la formazione piemontese con Sandri, rientrato capitano Anea, quindi può darsi che si riproponga il quinto di movimento. Vediamo però ancora nessun segnale dalla panchina dell'LD, tanto Onzaka va a disturbare Sandri, poi largo, attenzione perché Sandri ha trovato lo spazio, palo ed è gol anche, dice l'arbitro, quindi 5-3, Sandri ha perforato la difesa dell'Olimpia, un po' anticipato tutti e poi l'ha messa dentro dopo 2 minuti e 29. Passaggio di Oanea, torna a -2 la formazione ospite, partita quindi che rimane sempre molto viva. Rafinha, tocco per Christel, cerca Onzaka, palla recuperata da Sandri, poi duello Christel Vincenti, il fischio del direttore di gara per il secondo fallo dell'Olimpia. Si riparte questa volta sì col quinto di movimento, tratto in campo con la maglia bianca Dos Santos,
Oanea che scambia con Sandri, ancora Dos Santos, intanto c'è in campo Hakimi per l'Olimpia, che è proprio lui che recupera palla, poi il tentativo di Hakimi sotto la traversa con precisione balistica dopo 3 minuti e 5 secondi, la rete firmata da Hakimi. Sei a 3. Sicuramente non si annoiano gli spettatori oggi qui al Palamarchetti e coloro che ci seguono anche via il canale YouTube della divisione calcio a 5. 6 a 3 in punteggio, intanto lo scambio, palla di nuovo per Oanea, ancora Vincenti, Cerbone, di nuovo Oanea, scambio ancora, tocco largo per Dos Santos, di nuovo Oanea, cerca lo spazio, prova Dos Santos, Onzacca ribatte in qualche maniera, poi servito Rafinha da Christel, ancora Christel, prova a piazzare la palla, trova 2 respinte di Sandri, poi in 3 contro Christel, poi Onzacca, la palla che rimane in campo non si sa bene come, ma arriva poi direttamente a Ceschini, con Rafinha che allarga per Hakimi, sombrero di Hakimi, largo per Onzacca, Onzacca! 4 minuti e 7 secondi, la rete di Onzacca dopo il numero di Hakimi. Il 7 a 3 per l'Olimpia che allunga, chiama il time out la panchina dell'LD. Tornano in campo le due formazioni, è stata una girandola di gol, ben 4 nel giro di 4 minuti, meno di 4 minuti perché il primo è arrivato a 56 secondi, quindi punteggio che è passato dal 4-2 al 7-3. Ancora quinto di movimento per la formazione ospite che imposta con Scavino, passaggio per Dos Santos, poi Sandri largo sulla sinistra, scambio ancora con Scavino, Dos Santos e Vincenti, ancora Dos Santos, attenzione a Cerbone, palla in mezzo, Sandri che cerca Vincenti che però non ci arriva con la testa, la rimessa di Hakimi per Christel, palla in mezzo per Rafinha, non si chiude il triangolazione, intercetta Sandri che a sua volta però non trova il compagno e fallo laterale per l'Olimpia Rovereto. Partita che però ancora lunga, 15 minuti e 20 secondi da giocare. Vincenti scambia con Cerbone, Cerbone nella terra di nessuno, palla che termina ancora in fallo laterale a favore della formazione di Sajani. Dos Santos ritorna in giallo, Lamberti ritorna in porta, Hakimi in possesso di palla, intanto è entrato Thiago per Christel nelle file dell'Olimpia. Scambio Scavino-Lamberti, Scavino ad impostare, largo per Dos Santos, Dos Santos punta il pari numero Onzacca, pallone in mezzo, attenzione al solito Cerbone che lascia Vincenti, chiude Onzacca, Onzacca che poi imposta per Rafinha, Rafinha cerca Onzacca dalla parte opposta però di nuovo quinto di movimento, questa volta torna Sandri con la maglia bianca, riparte con Sorbo anche in campo la formazione giallonera col numero 39. Vediamo Scavino, Dos Santos, ancora lo scambio fra i due, palla larga per Sandri, tocco in avanti, Vincenti in mezzo, ancora
Scavino, poi pallone sulla sinistra, un po' di confusione con la palla recuperata da Vincenti che infila sulla respinta corta di Onzacca, e a 5 minuti e 43 si segna ancora 7-4 con la doppietta personale di Vincenti. Sono 7-4 in campo Bazzanella ora per l'Olimpia. Tocco indietro di Tiago, poi lancio lungo di Ceschini, palla che termina addirittura in tribuna. Ne approfitta per fare il nuovo ingresso del portiere di movimento. Olimpia che deve mettersi un po' a posto. Sandri, palla larga per Dos Santos, poi ancora Scavino, di nuovo Sandri, palla gira con Dos Santos, indietro ancora al numero 72, di nuovo largo per Sandri, scambia ancora con Scavino, poi Dos Santos, attenzione, poi Oanea che scambia con Dos Santos, Oanea di nuovo per il numero 17, attenzione alla palla in profondità, tocco all'indietro di Sorbo, poi Sandri, attenzione a Vincenti, palla ancora all'indietro per Dos Santos, scambio ancora con Oanea, attenzione Scavino, palla larga in mezzo, ribatte Raffiglia, poi ci prova Tiago, prende però la palla troppo d'esterno e la palla esce in fallo laterale. La rimessa è per l'LD che riparte, passaggio di Scavino che scambia con Sandri, ancora Scavino, di nuovo il numero 6 per Dos Santos, ancora Sandri, tocco largo, poi Oanea svirgola il pallone, palla per Raffigna che riesce a saltare l'avversario, e poi Bazzanella che non c'entra la porta. Di nuovo Lamberti tra i pali e Cerbone in campo, poi rientra Sandri velocemente con Vincenti, Sandri e poi Oanea ad impostare l'azione centralmente con Dos Santos, palla in mezzo, ci prova di tacco addirittura, poi Bazzanella, palla che sfiora la traversa e finisce dietro la porta. Ancora l'LD col portiere di movimento, anzi no, c'è Lamberti, chiedo scusa, adesso c'è Sandri, vediamo Dos Santos, Raffigna prova a chiuderlo, va via Dos Santos, il sinistro ribatte Hakimi che ci prova ancora una volta, questa volta però la palla è finita sul fondo, c'era una deviazione reclamata dai giocatori dell'Olimpia, attenzione perché intanto il gioco è ripartito con più giocatori quasi attorno all'arbitro che a difendere. Riparte Oanea, scambia con Dos Santos, ancora il numero 10 per Sandri, attenzione, laterale, Vincenti, ancora il passaggio per il numero 14 che fa girare la palla con Oanea, poi attenzione a Cerbone, largo per Oanea, di nuovo dietro, anzi per Sandri che scambia con Oanea, palla in mezzo, Ceschini ci prova anche lui, niente da fare, la palla è uscita e c'è l'ammonizione per Hakimi. Con Vincenti che lascia il campo a Scavino e Sandri che rimetterà direttamente lui con le mani, quindi non c'è cambio del portiere, si riparte con Oanea, attenzione a Dos Santos, palla larga per Sandri, Oanea di nuovo lo scambio, ancora Sandri, Dos Santos, Sandri che ha ricevuto da Oanea, attenzione a Sandri, ancora Oanea, prova a
chiudere gli spazi l'Olimpia. Vediamo Oanea, scambia ancora con Dos Santos, il tiro di Oanea, poi Ceschini in 2 tempi, in 3, alla fine riagguanta la palla e serve Rafinha, prova ad andarsene Rafinha, salta l'avversario, tunnela Dos Santos, Bazzanella, è finito a terra Rafinha per il fallo di Dos Santos, quindi non poteva essere a ricevere il passaggio del compagno di squadra ed è primo fallo per l'LD. Protesta Bazzanella per chiedere forse un cartellino per Dos Santos. Non è dello stesso avviso l'arbitro. Si riparte col calcio di punizione per l'Olimpia affidato ad Hakimi. È entrato ovviamente tra i pali Lamberti. 10 minuti e 36 ancora da giocare, quindi partita lunga. Pronto Hakimi, fischio del direttore di gara, la rincorsa di Hakimi, ribatte direttamente su Cerbone, il pallone che esce in fallo laterale. In campo di nuovo Christel al posto di Hakimi, in campo anche Novo, che ha disputato una buona prova quando è entrato in campo, ha segnato un gol e poi aveva recuperato anche un paio di palloni interessanti in pressing. Attenzione allo scambio Christel-Thiago, che poi però deve calciare dalla parte opposta, recupera Lamberti, si rinnova il duello Christel-Cerbone, palla per Novo, Novo attaccato da Thiago, rimessa laterale giallonera. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara, Olimpia avanti 7-4, torna Sandri come portiere di movimento, riceve palla, c'è spazio, lo scambio con Novo, attenzione perché la palla stava per arrivare a Sandri, è riuscito però a chiudere Bazzanella, poi tentativo di Cerbone, non so se era un tentativo verso il secondo palo, palla però uscita, Ceschini, poi Thiago, ancora palla per Rafinha, poi Onzaka che riesce a fare arrivare il pallone a Christel, che dà indietro a Thiago, palla ancora per Rafinha, si accentra Rafinha, si avvicina a Christel, palla in un corridoio dove però non vanno compagni e sarà rimessa laterale per la formazione giallonera con Oanea che farà ora il portiere di movimento, con Sandri quindi che va invece a fare uno dei 2 attaccanti più avanzati. Scavino ancora per Oanea, la finta di Oanea, eccolo Sandri che ridà indietro a Scavino, Scavino largo per Dos Santos, di nuovo lo scambio, attenzione palla larga, pericolo con Novo, poi Oanea per Scavino, scambio ancora, palla larga ancora per Sandri, tocco, attenzione per Dos Santos, prova Onzaka ma la palla rimane fra i piedi dei gialloneri, attenzione a Dos Santos che si libera, palla per Scavino, ancora Dos Santos, Dos Santos chiuso, di nuovo Scavino, chiude anche Thiago, l'ultimo tocco è dell'Olimpia, si riparte col calcio d'angolo, 8:47 da giocare, siamo già nell'ultimo quarto da quasi un minuto e mezzo. Corner per l'LD, tocco all'indietro per Dos Santos, palla per Oanea, di nuovo per Scavino, Scavino largo, Oanea, attenzione a Sandri, di nuovo palla indietro per Scavino, poi Dos Santos, Scavino largo, attenzione a Sandri, tocco in avanti per Oanea, palla rimane però tra i piedi dell'LD, attenzione Oanea, Scavino largo per Novo, intercetta Onzaka, poi Thiago chiuso, ancora Thiago dalla lunga distanza, niente da fare, Olimpia che non riesce a trovare senza il portiere avversario, a parte Hakimi che era riuscito a mettere sotto traversa, duello Dos Santos Rafinha, rimane per un attimo Dos Santos, poi recupera Onzaka, fallo di Dos Santos che prende il giallo. Secondo ammonito per la formazione dell'LD e secondo fallo
piemontese. In campo rientra Bazzanella e l'arbitro si spiega con Belsito. Dos Santos viene sostituito da Cerbone, intanto ha ammonito Belsito, terzo ammonito. Calcio di punizione affidato ad Hakimi, barriera sembra un po' vicina. Ovviamente si stava aspettando che chiamassero la distanza, anche il rientro in campo del primo arbitro che era andato a segnalare l'ammonizione di Belsito. Concerta il calcio di punizione l'Olimpia con Thiago, Rafinha e Hakimi. Tanto Lamberti mette il castello davanti alla porta. Attenzione a Bazzanella che fa il movimento, tocco dietro, Hakimi deviato, calcio d'angolo, no, non è deviato, chiedo scusa, preso un abbaglio, quindi si riparte con la rimessa, riparte ancora la formazione giallonera. Attenzione perché Cerbone riesce ad anticipare Rafinha, un buon pallone per Vincenti che però se l'allunga. È stata anche la deviazione di Thiago, quindi si riparte col calcio d'angolo per i gialloneri con 7 minuti e 48 da giocare. Di nuovo Cerbone per Scavino, di nuovo Oanea e Sandri sulla sinistra, ancora Sandri, scambio con Oanea, Oanea tocca per Scavino, palla di nuovo per Sandri, movimento di Vincenti e Cerbone sui lati. Riceve ora Cerbone, si accentra Cerbone, tocca indietro per Oanea, ancora Cerbone, attenzione Oanea guadagna metri, intercetta Thiago, recupera palla Oanea, mischia furibonda, ultimo tocco di Hakimi, rimessa ancora per la formazione giallonera. Attenzione a Oanea che serve Cerbone, dietro ancora per Oanea, palla larga per Sandri, poi passaggio all'indietro di Scavino che ha girato dalla parte opposta, ancora Cerbone, attenzione a Cerbone, palla deviata, Bazzanella ci prova e le gol! Il tris di Bazzanella, 13:09. Per l'8-3 dell'Olimpia, l'8-4 dell'Olimpia. Tripletta di Bazzanella che ora esce, tornano in campo Nzaka e Mufakir, è uscito anche Rafinha. Ancora portiere di movimento per la formazione ospite, Dos Santos che scambia con Scavino, attenzione Oanea, di nuovo largo per Dos Santos, poi lo scambio con Vincenti, attenzione perché c'è Oanea questa volta più avanzato, però il pallone termina in tribuna. Si riparte con la rimessa di Ceschini, in campo porta di nuovo Lamberti, lancio lungo di Ceschini, intercetta Dos Santos, riparte Dos Santos, chiuso da Nzaka, poi da Christel, il tocco di Hakimi, ancora Christel, chiuso, il fallo laterale da Scavino, rimessa affidata ad Hakimi, è stato l'unico giocatore dell'Olimpia a ricevere il giallo, così mentre sono 3 gli ammoniti della formazione ospite, con intanto Hakimi la finta, poi il passaggio per Christel, 6 minuti e 10 ancora da giocare, trova il varco per servire Mufakir però disturbato da Dos Santos, porta la palla in fallo laterale, rimessa che fa ripartire i gialloneri, prova il pressing alto l'Olimpia per non fare il cambio del portiere, manovra bene comunque Scavino, poi Dos Santos, palla larga, l'anticipo non riuscito di Christel, attenzione a Sandri che salta anche Hakimi, poi bravo Nzaka a chiudere dopo il doppio dribbling del numero 6 giallonero, passaggio all'indietro per Dos Santos, attenzione, tacco, palla larga per Sandri, intercetta Hakimi che punta a Dos Santos, va via Hakimi trova la respinta di Lamberti, palla larga per Mufakir attaccato da 2 avversari, la palla è uscita in fallo laterale, è stato Scavino l'ultimo a toccare. 5-21.
Palla ancora in calcio d'angolo. Anzi, in fallo laterale. No, in calcio d'angolo, avevamo visto bene prima. La battuta affidata a Mufakir. Vediamo il movimento, Onzaka anticipato, attenzione al contropiede. Dos Santos per Sandri, chiude bene Onzaka. Mette la palla in fallo laterale, fa rientrare tutti i giocatori davanti alla porta di Ceschini. Lamberti controlla la panchina, intanto la botta di Scavino, senza problemi Ceschini la branca e poi serve Hakimi. Hakimi viene avanti, palla in mezzo per Mufakir. Mufakir cerca di andarsene, chiude bene Sandri, palla poi intercettata da Scavino che chiama ancora in causa il portiere dell'Olimpia, che cerca un passaggio per Mufakir, palla però troppo lunga. 4 minuti e 39 ancora. Esce Dos Santos, entra Castelli che per la prima volta in campo oggi. Riparte la formazione giallonera con Novo che ha ricevuto da Scavino. Novo attaccato da Hakimi, tocco laterale proprio per il neoentrato Castelli. Palla all'indietro per Lamberti. Lamberti che serve a sua volta il numero 39 Sorbo, che va via bene. Attenzione a Sorbo, Ceschini dice di no. Dalla parte opposta Hakimi ha ricevuto da Mufakir, si prova Mufakir, chiuso da Novo. Portieri che si sono messi in mostra, quindi nelle ultime giocate deve accelerare Hakimi la rimessa, poi vediamo Mufakir chiuso, ancora fallo laterale per l'Olimpia. Questa volta è Mufakir a effettuare la battuta, dietro per Hakimi c'è Christel a destra. Hakimi congela il pallone, poi serve Rafinha. Rafinha scarica per Mufakir, sinistro di Mufakir, non trova la porta. Attenzione perché ripartono i gialloneri. Palla larga per Novo. Novo contro Mufakir. Palla in mezzo per Scavino, ancora Novo. Novo si accentra, prova il sinistro, chiuso fallosamente da Mufakir. Terzo fallo per l'Olimpia. 3:37 da giocare. Quintetto giovane messo in campo da mister Belsito. Però mi sembra che arriva il portiere di movimento di nuovo. Lamberti però deve tornare in porta. Punto di battuta c'è Scavino, mentre Ceschini sta piazzando la barriera con Hakimi e Mufakir. Christel va a vigilare sul palo. Rafinha aiuta Ceschini nella disposizione e poi Hakimi retrocede sul palo. La rincorsa di Scavino che può contare anche la battuta, no, allarga, scambio, chiuso, Mufakir tocca, poi Christel, ancora Mufakir, chiuso a sua volta da Novo, riparte Castelli che affida il pallone largo a sinistra, ancora il tentativo, chiuso da Rafinha. Rafinha torna Sorbo che gli ruba palla, poi Christel che manda la palla sul fondo, si è scontrato con Scavino. Qualche protesta con l'arbitro. Tanto vediamo gli altri risultati, con Leonardo avanti 2-1 col Modena, 1-1 fra Olimpia e Maccan, mentre il Mantova sta vincendo 4-1 sul campo dell'Alta Marca. È entrato in campo intanto il giovane Vivian per l'Olimpia col numero 67, tra l'altro aveva esordito proprio nella gara d'andata. Palla larga ancora per Scavino, poi Castelli chiuso da Mufakir. La palla è uscita in fallo laterale, rimessa Mufakir, scambia con Rafinha. Poi ancora Rafinha, di nuovo per Mufakir, c'è Vivian a destra, riceve Rafinha sulla sinistra, bravo Lamberti a chiudere, poi Rafinha ha cercato di nuovo il passaggio ma intercettato da Novo. Attenzione al passaggio in profondità, è entrato anche Veronesi tra i pali, 2 minuti e mezzo. Pallone ancora per Rafinha, a scodellare per Vivian. Vivian tra due,
va via Vivian, poi serve Rafinha, dietro per Mufakir, palla larga e scambio con Christel. Lo scambio. Attenzione intanto al pallone per Christel, chiuso, scivolata fallosa per l'arbitro. Il terzo fallo anche per il team giallonero, quello commesso da Novo, quando mancano meno di 2 minuti, 1,55, 8-4 il punteggio per l'Olimpia. Spazio alle seconde linee un po' dappertutto. Intanto la rincorsa per la battuta di Christel. Aspetta il fischio del direttore di gara che arriva. Christel con calma, palla in mezzo, anticipato, Vivian, mezzo anche lui. Rafinha applaude, palla intanto è terminata però in fallo laterale, rimessa per l'LD. Tocco all'indietro. Poi il rilancio, Christel che attacca Sorbo, serve Rafinha, la finta di Rafinha, tocco per Christel e gol di Christel, doppietta anche per lui. Nove a 4 il punteggio. Finiamo i conti con il tris di Bazzanella, le doppiette di Christel e Onzaka e poi le reti di Thiago e Hakimi per l'Olimpia. Pensiamo di aver recuperato tutti i marcatori. Intanto Castelli imposta l'azione con Oanea, palla intercettata da Vivian, poi Christel di forza che cerca Vivian ma intercetta Castelli, che poi lascia sfilare il pallone a Lamberti. Pallone ancora all'indietro, vediamo il lancio verso Castelli, Castelli diagonale, la palla che viene recuperata da Veronesi, ormai si aspetta che suena la bossina, il lancio di Thiago che però concede palla agli avversari con Cerbone e Oanea che scambiano. Castelli di nuovo intercetta e recupera Rafinha, vuole la maglia di Rafinha Castelli, tocco di tacco, il lancio di Veronesi, non l'aggancia per pochi centimetri Vivian in cerca del suo primo gol in A2 Elite. In campo anche Fasanelli, lui il primo gol l'ha già segnato a Cagliari. Passaggio ancora all'indietro, poi tocco di Sandri, mentre il pubblico inneggia alla squadra che sta regalando soddisfazioni una dietro l'altra. Calcio d'angolo intanto di Cerbone, passaggio per Sandri, palla larga per Oanea, intercetta Rafinha per un attimo, palla che rimane ancora a disposizione del capitano giallonero. Ultimi secondi, però c'è il patto di non belligeranza. L'Olimpia vince ancora 9 a 4, risultato finale. Una partita che ha visto tanti gol, tanto divertimento e che con i risultati che arrivano dagli altri campi porta addirittura l'Olimpia Rovereto sul podio della A2 Elite, perché vincendo lo scontro diretto e con l'alta marca che è sotto contro il Mantova, l'Olimpia è terzo in graduatoria, dietro alle leader Mestre Fenice e Savia Testa, almeno al momento. Tanto parte la canzone finale. Io ringrazio naturalmente tutti per averci seguito. Ricordiamo ancora i marcatori per l'Olimpia, la tripletta realizzata da Bazzanella, doppiette di Onzaka e Christel e le reti di Hakimi e Thiago dalla parte opposta, assegno per la formazione in giallo-nero
da parte di Novo, poi il secondo gol firmato da Vincenti che ha segnato anche una doppietta e ha chiuso per la formazione dell'LD. Scavino, l'ultimo della formazione giallonera. Sperando che la tosse mi lasci finire, ringrazio ancora tutti per averci seguito, buona serata e appuntamento a martedì perché ci sarà ancora una partita qui al Palasport, arriva l'Olimpia Verona per il turno infrasettimanale. Grazie a tutti, buona serata ancora. Supra la mediana del campo, punta l'avversario Rafinha, Rafinha tocca per Bazzanella, tiro perfetto, Sandri che è stato o Scavino, uno dei due comunque è riuscito a anticipare. Intanto attenzione a Cerbone e Cristel, poi arriva a rimorchio, scodellata per Bazzanella, bello lo scambio, va via Cristel a sinistra, Matteo Cristel, pallonera proprio al posto di Cerbone. Attenzione al passaggio centrale e il gol di Novo che trova il buco dietro di Thiago, poi Mufakir trova Hakimi, viene a rimorchio Thiago a destra, riceve Thiago sotto la traversa, numero di Rafinha, tocco di Cristel, poi Mufakir, Lamberti allunga il piede e mette in fallo laterale per il numero di Rafinha da parte del pubblico del Palamarchetti. Ancora Rafinha in mezzo, Bazzanella di orizzontali, Oanea, poi tocco lì dietro di Vincenti, attenzione, passaggio Vincenti, riesce a infilare l'attenzione al contropiede con Rafinha che tocca per Onzaka, poi largo, attenzione perché Sandri ha trovato lo spazio, palo ed è gol anche, dice l'arbitro, quindi Hakimi per l'Olimpia, che è proprio lui che recupera palla, poi il tentativo di Hakimi sotto la Hakimi, sombrero di Hakimi, largo per Onzaka, Onzaka mezzo, ancora Scavino, poi pallone sulla sinistra, un po' di confusione con tocco per Cristel e gol di Cristel, doppietta anche per lui. Supra la mediana del campo, punta l'avversario Rafinha, Rafinha tocca per Bazzanella, tiro perfetto, Sandri che è stato o Scavino, uno dei due comunque è riuscito a anticipare. Intanto attenzione a Cerbone e Cristel, poi arriva a rimorchio, scodellata per Bazzanella, bello lo scambio, va via Cristel a sinistra, Matteo Cristel, pallonera proprio al posto di Cerbone. Attenzione al passaggio centrale e il gol di Novo che trova il buco dietro di Thiago, poi Mufakir trova Hakimi, viene a rimorchio Thiago a destra, riceve Thiago sotto la traversa, numero di Rafinha, tocco di Cristel, dice l'arbitro, quindi Hakimi per l'Olimpia, che è proprio lui che recupera palla, poi il tentativo di Hakimi.